Doglia al Quirinale, nasce il nuovo governo. Lo hanno battezzato governo del presidente, governo a tempo, governo a obiettivo, ma il capo dello Stato è allergico alle definizioni, agli aggettivi e alle etichette. Vuole far presto e basta, senza tatticismi, senza preclusioni, senza sordità. Dunque oggi consultazioni lampo, un rapido giro di incontri con le rappresentanze parlamentari per sondare la disponibilità ad accettare il programma dei 10 saggi, poi, dopo una breve pausa di riflessione, la designazione del Presidente del Consiglio incaricato. In pole position Giuliano Amato, un'ipotesi che però va di traverso alla Lega Nord, come confermato all'uscita dal Quirinale anche dal segretario federale Roberto Maroni, con un rifiuto netto e non negoziabile: noi siamo all'opposizione. No ad Amato, ma sì a Matteo Renzi, parola di Flavio Tosi che, considerato quanto oggi i sindaci rappresentino in termini di vicinanza ai cittadini e di rinnovamento, vede bene il rottamatore sulla poltrona di Premier. Uno sponsor inatteso e insolito, quello del segretario nazionale del Carroccio per il sindaco di Firenze, una polpetta avvelenata per gli amici di Renzi su Facebook che vedono più ombre che luci su un governo di passaggio sostenuto da un Parlamento inaffidabile. Ci sarebbero tutte le condizioni per bruciarsi con un colossale flop. Il rottamatore, insomma, farebbe meglio ad aspettare le nuove elezioni per andare ad abitare a Palazzo Chigi, ma se chiama il presidente non si può dir di no. I renziani, d'altra parte, si propongono con forza sia alla guida di un nuovo partito democratico che alla guida del paese. La prima vittoria del nuovo corso è la conquista del governo del Friuli Venezia Giulia con Deborah Serracchiani. Al suo posto, all'Europarlamento, arriva Franco Frigo, ex presidente della Regione Veneto. Siamo nell'ambito del bilancio pluriennale 2013-2020 e quindi se ne sono definite tutte le misure particolari che interessano naturalmente non solo l'Italia ma anche il nostro territorio, in particolare il Veneto.